un'opera importante questa qui di Belluno, il Ponte degli Alpini. Beh, il nome è tutto un programma, era una delle porte della città, se ne parlava da 20 anni ormai, viene realizzato in tempi record con l'accordo del Comune, della Regione e dello Stato. Ci sono la concomitanza e la concorrenza di risorse importanti, quando si lavora insieme le cose si realizzano. Semplicemente voglio rimanifestare qua, davanti a voi, davanti a queste bandiere, davanti a queste penne, davanti a queste autorità, la voglia di continuare ancora rispetto a un impegno che in questi anni sta vedendo dei frutti importanti. Veniva citato prima alcuni ponti, ma io dico da febbraio in poi al via i cantieri per il Colcavaliere, dalla fine del prossimo anno in poi il via ai lavori per il proseguimento della 27 e via via tutta una serie di punti importanti nel nostro territorio, nel territorio della provincia di Belluno, perché abbiamo attivato non nelle parole, non negli slogan, ma con fatti concreti, quelli che in molte parti vengono richiamate, quello che si chiama il federalismo stradale, cioè a dire le risorse prodotte in Veneto rimangono in Veneto, vengono reinvestiti in Veneto grazie a quella bellissima struttura che si chiama Veneto Strade. Noi siamo uomini di parola, siamo uomini che badano più ai fatti e con questi fatti vi ringraziamo per aver atteso tutti questi anni. Vedrete che non è un'attesa invana, perché ormai la ruota si è messa in moto e continueremo con questa lena fino alla fine delle necessità, a dar risposte a tutte quelle che sono necessità di questa terra, che è una terra magnifica. Guardate, giratevi, chi può vantare una cartolina così? Chi può vantare un ambiente così? Chi può vantare persone come queste che hanno solo e chiedono solo voglia di lavorare e tranquillità per il futuro? Vinceremo con questa lotta insieme. Grazie. Grazie all'assessore regionale Renato Chisso, ora il prefetto, Sua Eccellenza Carlo Boffi.